Questa trasmissione è offerta da Degano. Ma è vero che per qualunque nostro acquisto, qualunque nostra spesa, oggi c'è un bonus a disposizione, un bonus che ci consente di risparmiare qualcosa, insomma, come dire, un bonus per tutto, un bonus per tutto, dalla bici al monopattino alla casa. Forse sì, forse no, è quello che cercheremo di scoprire questa sera in questa nostra puntata. Benvenuti a Economai FVG, la trasmissione di approfondimento di Telefriuli dedicata ai temi dell'economia, ma soprattutto dedicata alla mia, alla nostra economia. Abbiamo in studio nostri ospiti, un caro amico che ci aiuterà in questa scoperta, il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Udine, il dottor Alberto Maria Camillotti. Buonasera, benvenuto, grazie per essere qui con noi, per aver accettato il nostro invito. E abbiamo il presidente del Movimento di difesa del cittadino del Friuli Venezia Giulia, Raimondo Englaro. Presidente, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Per cominciare, una tradizione di Economai, un numero. Il Censis ha contato 78 nuovi bonus che sono stati introdotti nel nostro paese a partire dalla scorsa primavera. Una sorta di economia dei bonus o una bonus economy. Dottor Camillotti, forse sono troppi, piccolo e bello, ma questa frammentazione non è forse un po' esagerata? Sì, buonasera a tutti. Sì, sicuramente è esagerata. Qui potremmo soffermarci a fare delle considerazioni macro, prima poi magari di dettagliare quali possono essere questi bonus. Diciamo che sono stati spesi o verranno spesi diversi milioni di euro appostati nella legge di bilancio a beneficio di diverse categorie di cittadini a fronte di molteplici acquisti che i cittadini potranno fare di beni di consumo o di servizi. Effettivamente l'impressione che si ha guardando dal di fuori e guardando dall'alto questo coacervo di bonus è quella di aver accontentato un po' tutti senza forse accontentare nessuno realmente. Volendo fare un po' di polemica politica, sa tanto di aver dovuto in qualche modo accontentare più fronde della maggioranza che componeva il governo che è appena caduto e quindi probabilmente tutti questi bonus sono figli di diverse istanze che venivano dai diversi parlamentari che a loro volta rappresentano evidentemente il popolo che li ha votati, però la critica è che non si disegna una strategia a livello di paese, non si capisce dove si vuole andare. Questa è la domanda. Lei vede questa strategia? No, vede un'idea di fondo? No, non c'è una strategia. Per intenderci, una strategia importante è quella che è stata data sui bonus dell'edilizia, in particolare sul super bonus. Lì si è capito, vogliamo dare impulso all'economia partendo da un principio fondamentale che è quello di riqualificare il patrimonio edilizio delle nostre città, dei nostri paesi, e questa è una linea strategica. Sono stati messi tantissimi soldi su questa iniziativa, ma rappresentano una mission, una visione. L'aver generalizzato bonus a pioggia, peraltro sottoponendo tutti i diversi bonus, poi lo vedremo, alla necessità corretta da un punto di vista metodologico di affidarsi all'ISEE, cioè a questo indicatore economico per dare una valutazione in termini patrimoniali e economici della famiglia e quindi della possibilità di accedere a questi bonus. Ora, per alcuni bonus, forse i più appetibili, l'ISEE è particolarmente
basso, per cui effettivamente ne avranno diritto poche persone. Per altri bonus l'ISEE comincia a salire, però il contributo che arriva dallo Stato è marginale rispetto alla spesa che può essere fatta. Un ragionamento completamente diverso se lo scopo era cercare di rivitalizzare i consumi, perché ne abbiamo parlato più volte in questa trasmissione, il problema del nostro Stato è il consumo interno. Come far crescere la domanda. C'è un altro aspetto però, Englaro, che a me interessa. Ho detto, anzi il Censis ha detto 78 bonus, ma tanti bonus così frammentati non creano poi alla fine confusione. Noi come gruppo Media Friuli abbiamo pubblicato un vademecum, un inserto che sarà da venerdì in edicola per tentare di offrire un servizio ai nostri lettori. Lo daremo in omaggio insieme al settimanale Friuli proprio per cercare di dare una mano ad orientarsi in questa che è una vera e propria foresta di bonus. Non c'è confusione? Ma senza dubbio, dall'ottica, dall'angolazione di consumatori, ogni giorno noi ci confrontiamo con dozzine di cittadini che si rivolgono a noi spesso per chiederci chiarimenti, delucidazioni. E il punto, collegandomi al dottor Camillotti, sul piano macro, è il frutto, questo variegato mondo degli aiuti economici è frutto di una scelta politica legata al lockdown. Di fatto si è cercato in qualche modo di favorire degli piccoli aiuti economici per provare a fronteggiare la crisi economica, ma per quanto ci riguarda è solamente palliativo per certi aspetti, in assenza di una vera e autentica riforma fiscale. E parliamo da 20 anni di uniformarci a quello che è il quadro fiscale tributario comunitario, soprattutto dei paesi del nord Europa, ma tutt'oggi sappiamo bene che non ci sono ancora le condizioni per pervenire a un assetto di questa natura qui. Allora al cittadino attualmente, sapendo che stiamo scontando nel quadro comunitario questo deficit, si accontenta, fra virgolette, di questi micro bonus e pensa oltremodo, perché l'effetto psicologico, direttore, conta, che sommandoli mese dopo mese comunque il gruzzoletto a fine anno lo si possa consolidare, perché nell'ottica del singolo nucleo familiare, alla fine, guardate, è questo, è l'effetto psicologico, e chi nella gestione governativa ha focalizzato l'attenzione, di fatto ha pensato a tutto questo. Camillotti le ha offerto un assist Englaro clamoroso, però io, prima dell'assist sulla riforma fiscale, io le faccio un'altra domanda che era nelle pieghe del ragionamento di Englaro. Quando dice effetto psicologico, io dico per alcuni di questi bonus forse c'è anche il trucco, perché i soldi non sono infiniti, molti di questi bonus hanno un fondo predefinito per cui quell'aspettativa psicologica rischia di rimanere delusa. Corretto, difatti se leggiamo bene la norma, come sappiamo la legge finanziaria a ogni ipotesi di spesa deve dare la sua copertura finanziaria, ok? Tutti questi bonus hanno un plafond limitato che può portare a due effetti negativi, alternativi. Uno, tenere fuori una parte di cittadini, qualora il bonus sia soggetto ad esaurimento, ovvero nel caso in cui non si voglia lasciare fuori nessuno, si deve riproporzionare al ribasso l'ipotesi del contributo, per cui ti ho promesso di dare 50 euro per il cambio delle lenti degli occhiali, ma siccome mi avete chiesto
1 milione di persone mi ha chiesto, io ne avevo ipotizzate solo 500.000, do 25 euro a tutti. Allora questo effetto è davvero drammatico, perché o non accontento una gran parte dei cittadini, o scontento tutti quanti, perché la cifra che poi effettivamente arriva nelle tasche degli italiani è decisamente inferiore. La interrompo, sa perché? Perché non è un effetto drammatico, di più, è un effetto boomerang, perché chi ha sostenuto una spesa contando su quel sostegno, su quel contributo, su quel bonus e non lo riceve, non effettuerà più altri investimenti e si tocca quell'elemento fondamentale dell'economia del mercato che è la fiducia. Assolutamente. Sì, ma ripeto, ha detto bene prima Englaro, l'effetto annuncio, anche nelle modalità in cui questo effetto annuncio, perché se io dico bonus bebè, è bellissimo da sentir dire, se io dico bonus occhiali o bonus disabili, sono tutte cose drammaticamente importanti per la quotidianità delle persone e che toccano direttamente l'aspetto psicologico. Se poi io vado a leggere, e adesso faccio un po' di pubblicità anche se non richiesta, questo che ieri ci hai gentilmente anticipato, che andrà in edicola domani, venerdì, sì. È davvero fatto molto bene, perché li riassume tutti, li riassume tra l'altro con la capacità di dire quanto mi spetta, se mi spetta e perché mi spetta, ma è veramente anche i titoli che avete usato, che sono poi i titoli della norma, ma se un legislatore è un legislatore serio, non ragiona per slogan e per titoli, tu lo puoi fare su un giornale, voi come mondo editoriale dico, potete farlo, ma gli slogan purtroppo devono poi essere seguiti ai fatti, perché super bonus 110%? Perché deve dare l'impatto di una cosa importante, che forse quello è uno dei pochi da salvare. Englaro, si poteva fare diversamente? Si poteva fare diversamente. Le aspettative che nutrono i cittadini in una fase depressiva, quale quella che stiamo vivendo ormai da 1 anno e mezzo, senza dubbio non è la panacea, non è la soluzione soprattutto all'obiettivo e allo scopo che si era dato il legislatore inizialmente, cioè di creare un circolo virtuoso nelle economie locali. Camillotti, si poteva fare diversamente? C'erano i tempi per avviare una riforma fiscale tale da sostenere l'aumento della domanda interna? No, probabilmente i tempi non c'erano in una legge finanziaria, sicuramente no, sicuramente in stato emergenziale come questo non è. Però bisogna dire che ultimamente si è spostato il focus dell'attenzione. Quando si parla di riforma fiscale si parla di rimodulazione delle aliquote IRPEF, che è come dire, se stiamo parlando di una partita di calcio e dell'organizzazione di un evento di calcio, parliamo di che colore sono le bandierine del calcio d'angolo. No. Le aliquote IRPEF sono una delle cose, certo hanno l'impatto diretto nella tasca dei cittadini, ma il nostro sistema fiscale, che nasce negli anni 70 con un'economia completamente diversa da quella di oggi, la riforma fiscale dovrebbe avere e partire e muovere i propri passi per poi arrivare alle aliquote, ma da presupposti diversi, a cominciare ad andare a intercettare quelle fasce di reddito imponibile che negli anni 70 non si potevano immaginare, oppure dare quegli stimoli al consumo attraverso detrazioni e deduzioni, pensando a spese che oggi sono quotidiane e che negli anni 70 evidentemente non si potevano pensare. Ed è questo il meccanismo di quello che citava lei prima, il super bonus. Pochi istanti per la pubblicità, rimanete con noi perché ripartiremo nel nostro viaggio nel mondo dei bonus, proprio dal bonus più importante, quello sulla casa. Il nostro viaggio nella giungla dei bonus ai quali possiamo far riferimento per le nostre spese, per i nostri acquisti. Cominciamo dal bonus più importante, tanto importante che è stato definito dallo stesso legislatore super bonus. Riguarda la casa, ne abbiamo parlato tante volte, viene associata ad un numero
110% ha creato l'illusione o l'aspettativa, poi vedremo, di poter fare dei lavori nella propria abitazione a costo zero. Dottor Camillotti, illusione o aspettativa? Per essere concreti, il super bonus ormai a quasi un anno dalla sua partenza sta funzionando? Allora, è ancora un'aspettativa, speriamo che non si trasformi in un'illusione, per rispondere con le tue parole, nel senso che è una macchina importante quella che è partita, come dicevo prima ha dato una prospettiva e una direzione, molti cittadini si stanno muovendo, per cui anche fra noi operatori, dico noi commercialisti perché siamo legati al mondo fiscale, ma anche gli altri professionisti, ingegneri, architetti, geometri, periti, che sono i più diretti interessati a progettare questi lavori, c'è molto fermento sul mercato, in molti si stanno muovendo. Ma ci sono molti cantieri? No, non ci sono molti cantieri, questo è il problema. C'era un articolo pochi giorni fa sul Sole 24 Ore che dava una statistica allarmante sul fatto che il mondo dell'edilizia in questo momento paradossalmente si sia paralizzato. E perché si è paralizzato? Perché di fatto l'enorme complessità burocratica che da un lato mi viene da dire giustamente richiesta, visto che i soldi in ballo sono tanti, ha di fatto frenato. Ci sono tanti vincoli da dover rispettare per arrivare in fondo e un cittadino prima di partire con un intervento importante vuole essere sicuro di arrivare in fondo, perché se parte e poi deve spendere di tasca propria non potendo beneficiare dei bonus, evidentemente può trovarsi a metà del guado con un problema. Quindi attualmente pochi cantieri, tanti progetti. Englaro, la burocrazia frena il bonus, è un percorso a ostacoli o un percorso a tappe? Guardi, per quanto ci riguarda, i cittadini che si stanno rivolgendo a noi periodicamente per assistenza, per consigli, per indicazioni, trovano un punto su cui riflettere e valutare, cioè il processo di certificazione fiscale a cui faceva riferimento il dottor Camillotti. Il processo di certificazione fiscale ha una complessità oggettiva che richiede ovviamente l'apporto di professionisti e i cittadini, soprattutto coloro che vivono in piccoli condomini, vado a casi molto pratici, direttore, se mi consente, e si trovano a scontare appunto la difficoltà a capire da che parte iniziare. E quello che noi consigliamo come associazione che tutela e assiste i consumatori anche su questo versante è quello di affidarsi a degli istituti di credito che siano dotati di una piattaforma in grado di poter far fronte, quindi a snellire, a semplificare tutti gli iter a cui sono costretti, fra virgolette, i diretti interessati e soprattutto a comprendere se hanno tutti i requisiti per poter accedere a questo super bonus 110%, perché il fatto di far partire l'istruttoria implica la necessità di comprendere se poi si riesca a ottenere l'approvazione dell'Enea, che è l'ente deputato a diciamo, vincolare poi e a far eseguire gli interventi a cui si ha diritto. Questo che lei ha detto è uno degli appelli che abbiamo fatto più e più volte, Camillotti, nelle nostre trasmissioni, di rivolgersi a un professionista per farsi accompagnare in questo processo. Mi viene ma devo difendere un po' la categoria che rappresento. Lei ha detto affidarsi a una banca. In realtà, secondo me, prima dobbiamo affidarci a un buon professionista lato tecnico e a un buon professionista lato fiscale, perché la professionalità del nostro territorio, legata ai professionisti che quotidianamente stanno sul territorio, deve essere, secondo me, rivalutata anche in quest'ottica. Supererei questo passaggio dicendo evitiamo di fare da soli, affidiamoci a professionisti che possano assisterci in tutti i passaggi e nel portare a termine una procedura che è sicuramente, forse anche giustamente per alcuni versi, sicuramente complessa. Ma il super bonus, Camillotti, ha fatto venir meno
gli altri bonus, ristrutturazione, il bonus facciate, il bonus per il risparmio energetico, il bonus mobili. No, sono tutti bonus che ci stanno ormai da 10-15 anni nel nostro ordinamento fiscale, tributario, e semplicemente sono maggiorati al 110 se il contribuente ha le caratteristiche per sviluppare questo tipo di agevolazione, altrimenti banalmente cambio solo la caldaia di casa mia senza aumentare di 2 classi energetiche, il mio 65% è lì ad aspettarmi senza tutta la formalità che il 110 richiede. Accanto all'ecobonus, e quindi 65% per la riqualificazione energetica, c'è la classica ristrutturazione dal 50%, c'è una norma che è stata questa sì molto utilizzata, è il bonus facciate al 90% perché non richiede particolari formalità. Ricordiamo, poi accanto a questi ci sono il bonus mobili che è stato potenziato da 10.000 a 16.000 come plafond di spesa, sempre nel limite del 50%, ed è stato confermato il bonus giardini. Ricordiamo che per tutti i bonus del mondo dell'edilizia in senso lato, esclusi solo... Del mondo della casa. Del mondo della casa, esclusi solo dal mondo della casa, bonus mobili e bonus giardini, tutti gli altri bonus sono dal 2020 cedibili a terzi. Quindi, mentre fino al 2019 l'unico meccanismo per poter fruire di questo beneficio era la detrazione all'interno della propria dichiarazione dei Volgarizzo, era la propria dichiarazione dei redditi. Esatto. Avendo istituito il 110, dove la modalità forse del 99% dei cittadini sarà quella di cedere, anche tutti gli altri bonus dal 2020, per tutti gli altri bonus è possibile o lo sconto in fattura o la cessione del credito. Questa è la novità grossa che riguarda tutti gli altri bonus. Englaro, è apprezzata questa novità dai cittadini? Assolutamente sì, è uno degli aspetti su cui stanno focalizzando per approcciare all'iter istruttorio che di converso appunto ha questa forte complessità, e c'è da evidenziare il fatto che fra le domande che spesso ci sottopongono i cittadini interessati è quella legata al fatto, sempre in ambito condominiale, perché è lì che prevalgono determinate istanze, se più persone che hanno diritto alla detrazione per la spesa sostenuta possono decidere ognuna in totale autonomia sull'utilizzo della stessa. Camillotti, ma c'è un bonus anche per i rubinetti di casa? C'è un bonus anche per i rubinetti di casa, è previsto un bonus fino a 1.000 euro per la sostituzione di tutta la parte rubinetteria, ma anche tutta la parte in ceramica dei nostri bagni, con la condizione che sia il rubinetto sia gli oggetti in ceramica abbiano una minor... Io capisco che lei non possa non sorridere di fronte a queste cose. Un minor impatto in termini di consumo di acqua. Non sia egoista, però ecco, facciamo sorridere anche Englaro. Sì, sì. No, posso al riguardo un inciso secondo noi importante, perché c'è la possibilità proprio all'interno di questo bonus rubinetti di accedere a un credito d'imposta per installare un sistema di filtraggio dell'acqua potabile. Questo bonus stimola, grazie a questo credito d'imposta, a installare questi sistemi di filtraggio dell'acqua che evitano oltretutto costi abnormi, parliamo di impianti da 4.000 a 5.000 euro di costo. Ecco. Torniamo a sorridere, e potevano rimanere fuori gli animali domestici. Abbiamo un bonus anche per i cani e i gatti di casa. Sì, in realtà anche questa è un annuncio che non è nessuna novità nuova, nel senso che la detrazione spettante per le spese veterinarie sostenute per gli animali domestici già esisteva negli anni precedenti. Hanno innalzato da 500 a 550 il plafond per poter spendere. Ricordo che di questi 500 o 550 poi nella propria dichiarazione si recupera il 19%, quindi parliamo di 80 euro. Allora, parliamo sempre di quell'effetto psicologico di cui molto bene prima diceva Englaro, no? L'effetto annuncio, perché io ti ho dato cosa? La possibilità di recuperare il 19% di 50 euro in più di quello che ti davo l'anno scorso. Ma qua il massimo secondo me è il bonus sul telefono, perché c'è anche quello.
C'è il bonus sul telefono, la cui vendita in termini di spendibilità verso il pubblico è ottima, perché dico io, governo, mi impegno a favorire quelle famiglie che non hanno la possibilità di dotare i propri ragazzi di uno smartphone per fare la didattica a distanza. Quindi un pensiero nobilissimo, no? Ma si tratta... La cui attuazione? La cui attuazione è pari a 0, mi pare, per quello che mi consta da qualche cronaca letta di statistica, ma si tratta di bonus a cui possono accedere le famiglie con ISEE inferiore a 10.000 euro, che è veramente molto poco, e con la condizione di avere evidentemente un figlio che frequenta una scuola e con la condizione che venga dato comodato gratuito per un anno il telefono, che poi dovrebbe essere restituito al termine dell'anno, cioè anche da un punto di vista dell'utilizzo di questo telefono, del fatto che poi il telefono venga restituito e dato a chi con i dati dentro, problemi di privacy, cioè voglio dire, sono veramente provvedimenti nobili nell'animo, inefficaci totalmente nella fruizione. Ci fermiamo ancora pochissimi istanti perché poi parleremo di un altro bene di consumo a noi molto caro, l'automobile. Abbiamo visto la casa, il grande amore degli italiani, oltre alla casa, è l'automobile. Ci sono bonus anche per l'acquisto di automobili. Con quali obiettivi sono stati varati dal governo? Camillotti. Sicuramente l'obiettivo principe è quello di rivitalizzare un settore che è in difficoltà e che da sempre, come sappiamo, è stato un settore trainante della nostra economia. L'altro obiettivo, altrettanto nobile, è quello di, anzi forse ancora più nobile, è quello di invogliare le famiglie a sostituire le autovetture che hanno una combustione classica, quindi benzina o diesel, verso l'elettrico e quindi l'ibrido o l'elettrico totale. Quindi ridurre l'inquinamento e andare verso una mobilità più sostenibile, più green. Quindi con questo nobile pensiero, che è quello della sostenibilità ambientale e del green, evidentemente sono stati messi parecchi soldini su questa norma. Spesso anche poi le singole regioni sono intervenute per dare degli incentivi ulteriori rispetto a quelli statali. E questo è il punto. Englaro, riesce a farci il quadro della situazione dei bonus per l'acquisto dell'automobile in Friuli Venezia Giulia? Come si intersecano i provvedimenti nazionali con quelli regionali? Ma guardi, noi per quanto attiene i bonus auto, le dirò francamente, grandi richieste e grandi sollecitazioni da parte dei nostri associati e nostri utenti non le abbiamo ricevute sinceramente. Dobbiamo essere molto obiettivi. Perché? Non è che il bonus è stato assorbito dall'aumento dei listini delle case automobilistiche? Su questo dovremmo confrontarci direttamente con gli addetti del comparto, cosa che non è così facile e scontata. Però dalla nostra angolazione, dalla nostra posizione, dobbiamo dire che l'utente che ha una certa età, diciamo over 60, tendenzialmente ha un'auto che supera i 10 anni e quindi è il soggetto a cui si rivolge la norma. Esatto, la norma, che però è molto resistente a sostituirla e non manifesta come prioritaria esigenza in questa precisa fase storica e quindi non sente la necessità di, non solo, ma è addirittura una parte dei nostri associati ritengono che per i prossimi anni non sia nemmeno opportuno acquistare un'auto diesel e tantomeno un'auto a benzina, ma in attesa che il mercato sfoci nell'idrogeno, in questa fase di passaggio transitorio di questo elettrico, pseudo-elettrico chiamiamolo, che comunque nonostante i bonus che ci sono, se andiamo a prendere ad esempio una piccola utilitaria elettrica, il costo è
veramente elevato, può raggiungere il doppio di un'auto attuale a benzina, che peraltro viene fornita alla piccola utilitaria già con l'impianto GPL o a metano. E pertanto il potenziale acquirente fa questi calcoli, non si lascia abbagliare dal bonus in quanto tale, ma appunto, come diceva bene lei, direttore, guarda anche a quello che è il costo a monte dell'auto, e poi il fatto che nell'elettrica ci sia la necessità di avere la colonnina con i 4,5 kilowatt comporta dei costi e degli oneri ulteriori che non sono di poco conto e che spesso non si prendono in considerazione e che quindi condizionano inevitabilmente il potenziale acquirente. Camillotti, un bonus, il mondo dei bonus dell'automobile è fuori fuoco anche secondo lei? Ma non so se sia fuori fuoco, sicuramente le difficoltà che ha evidenziato Englaro esistono tutte. Oggi il costo delle auto elettriche in particolare, perché parliamo di queste, è un costo ancora molto importante. C'è il problema della ricarica. Diciamo che se volessimo legare tutto insieme, il super bonus 110 con la possibilità di installare il pannello fotovoltaico sul tetto di casa, e a quel punto il pieno della mia autovettura non mi costa perché lo paga il sole, se unisco tutte queste cose e se acquisto l'autovettura con uno scopo di transito cittadino, molto probabilmente... Camillotti, mi sembra un percorso un po' complicato. Dovevo cercare di dare una risposta che fosse compliance rispetto alla domanda. È pertinente, senza dubbio. Però voglio dire, è funzionale e propedeutica, certamente. È una nicchia di mercato, certo, no? Evidentemente. Certo, non è l'auto per tutti, mercato, perché banalmente chi abita in condominio e non può attaccarsi la presa di corrente al proprio fotovoltaico è fortemente disincentivato a comprarsi un'auto elettrica. Ci fermiamo ancora per pochi secondi e poi parleremo dell'altro grande tema dei bonus, la famiglia. Più bonus per tutti, la giungla dei bonus, stiamo cercando di districarci. Abbiamo visto i bonus per la casa, i bonus per il cambio dell'automobile, vediamo che cosa c'è, che cosa è previsto per le famiglie in difficoltà. Dobbiamo partire, Camillotti, da una parola diventata sempre di uso sempre più frequente, ISEE. Che cos'è? Allora, l'ISEE tecnicamente è un indicatore della situazione economica equivalente, e qui le parole hanno un peso, nel senso che è un indicatore che va a misurare la capacità economica e patrimoniale delle singole famiglie, e con la parola equivalente significa che a parità di patrimonio e capacità economica famiglie differenti hanno un ISEE differente, perché avere 2 figli anziché 4 cambia, avere la casa di proprietà anziché essere in affitto cambia. Questo indicatore della situazione economica, come dicevo, adesso cerchiamo di semplificare perché poi non è nel tempo né nel modo per dare indicazioni precise, ma comunque tiene conto dei singoli redditi dei componenti della famiglia e poi tiene conto anche della situazione patrimoniale della famiglia, per cui all'interno di questa dichiarazione sostitutiva unica, perché ricordiamo che l'ISEE a monte, come principio fondamentale, ha una dichiarazione che il singolo cittadino fa assumendosi i rischi di dichiarare il vero o il falso. Per cui banalmente dimenticarsi che ho un vecchio conto corrente dove ci stanno solo 50 euro che è rimasto lì perché lo avevo aperto e non l'ho più chiuso, non ha valore intanto in quanto a modificare la situazione dell'ISEE, perché 50 euro in più o in meno non lo modificano, ma nel momento in cui io rilascio un'autocertificazione dove dico tutto questo è quello che io ho come redditi e patrimonio e mi dimentico di quel conto corrente, faccio un reato penale perché è una dichiarazione falsa in atto pubblico. Quindi l'ISEE è importante. Quindi è importante, ed è importante quando lo si costruisce avere
Intanto l'onestà intellettuale di dichiarare tutto quello di cui uno è possessore in termini di redditi e patrimoni, ma soprattutto fare un grosso sforzo per ricordarsi tutto, con una vecchia polizza vita lasciata lì, 10.000 euro che mi ha regalato il nonno e mi dimentico di averli, devo dichiararli. Ok, quindi questo è molto importante. Molto importante, Lise, è la fotografia dello stato economico della famiglia. Che ricordiamo, per l'ISEE fatto per l'anno 2021, deve avere a riferimento redditi e situazione patrimoniale del 2019, quindi dei 2 anni precedenti. Quindi se io oggi faccio l'ISEE per il 21, devo portare il mio saldo di conto corrente al 31/12/2019, i miei redditi dell'anno 19. Istruzioni per l'uso, quindi, perché l'ISEE è importante soprattutto perché è il punto di partenza per accedere o meno ai bonus previsti per le famiglie, per la famiglia. Englaro, quali sono questi bonus? Sono molti. Sono molti, non avevamo dubbi. Diciamo, lei però è bravissimo sì, a sintetizzarceli. Mi aiuto con il nostro vademecum, certo, e con la nostra scaletta, ma dunque, come diceva il dottor Camillotti, tutto è agganciato agli indicatori dell'ISEE, e quindi dico questo perché partendo dal bonus bebè che riguarda coloro che hanno un ISEE inferiore ai 20.000 euro, prevede per il nascituro un importo fino a 160 euro al mese. Questo lo dobbiamo, è uno forse dei bonus più sentiti, fra virgolette, soprattutto per le giovani coppie, cui nutrono molta aspettativa. Poi c'è il bonus asilo nido, e anche questo è a scaletta, diciamo così, perché concorre fino a 3.000 euro, ma se l'ISEE è sempre inferiore ai 20.000 euro, altrimenti scende a 1.500 euro con un ISEE superiore a 40.000 euro e arriva a 2.500 euro con un ISEE da 25.000 a 40.000 euro. Quindi dobbiamo tener conto, come diceva bene il dottor Camillotti, che è importante fare riferimento all'ISEE, perché sennò diventa un effetto 3.000 euro di bonus asilo nido, quando in realtà se tu sei in una forchetta diversa si riduce a 1.500 euro. E l'assegno per i figli? In teoria questo dovrebbe essere un po' una rivoluzione nel nostro ordinamento, no? È introdotto in teoria a partire da luglio di quest'anno, però ci sono già le prime indicazioni sul fatto che forse la sua entrata in vigore possa essere sospesa. Dovrebbe essere un assegno che spetta a tutti, dal momento in cui nasci fino al compimento del 21° anno di età, un assegno mensile che lo Stato eroga alla famiglia in ragione del fatto che c'è un figlio minore in casa e che quindi lo aiuta nelle spese. Però questo, avendo approcciato oggi una riforma, come dicevamo prima, fiscale, che va a colpire le aliquote IRPEF, probabilmente le sostanze economiche stanziate per questo assegno unico potrebbero essere dirottate nella rivisitazione delle aliquote IRPEF e quindi in una socialità familiare ricompresa all'interno dell'IRPEF e non con un assegno specifico. È grande la confusione sotto il cielo. Bonus badanti, Englaro. Bonus badanti? Sì. Ecco, anche su questo noi, fra i vari bonus che abbiamo, quello delle badanti non lo abbiamo preso diciamo, in considerazione. Riteniamo che ci siano altri bonus comunque di rilievo. Mi premeva evidenziare che per quanto attiene il bonus asilo nido, siccome ci arrivano le domande dirette dai nostri utenti, ci chiedono a volte la forma di supporto domiciliare se fa rientrare il bonus asilo nido. Noi lo confermiamo, abbiamo chiesto chiarimenti all'Agenzia delle Entrate e infatti ci è stato detto che i figli che sono affetti da patologie di varia natura croniche e che quindi sono impediti alla frequenza dell'asilo nido hanno diritto a questo bonus. Questo è un aspetto su cui volevo focalizzare. Poi altri bonus che riguardano la famiglia ineriscono, vabbè, quello vacanze, che devo dire è stato riproposto, c'è anche quest'anno, ovviamente fa sempre riferimento all'ISEE
per un singolo sono 150 euro, per 2 persone 300 euro con un massimo di 500 euro. Però dobbiamo dire c'è effettivamente l'implicazione è quella di trovare un albergatore che ovviamente condivida e accolga questo tipo di bonus. Poi c'è il bonus mobili. Possiamo fare una battuta sul bonus vacanze? Sì. Perché a pensarla così uno doveva stare male quella notte in cui ha scritto, perché se do 500 euro, questi 500 euro non li do direttamente a chi fruisce della vacanza, ma per l'80% lo ottengo come sconto nella fattura dell'albergo. L'altro 20% lo recupero all'interno della mia dichiarazione come detrazione fiscale. Ma perché? Perché? Ma perché? Per consentire, per vedere chiaro Faccio su io questa... una domanda, ma perché? Perché? Perché per vedere chiaro in questa situazione c'è bisogno di un paio di occhiali e allora scatta il bonus occhiali, giusto Camillotti? Posso fare anche qui un'altra battuta, ma me le tirate fuori così. Bonus occhiali, abbiamo detto prima che questo annuncio dei bonus e il piccolo stanziamento sono cose che renderanno non fruibile il bonus stesso. Benissimo. Il bonus occhiali è disciplinato affinché arrivino 50 euro a ogni singola persona che cambia le proprie lenti. Allora, innanzitutto bisogna avere un ISEE inferiore a 10.000 esatto. è quindi è molto basso. Che vuol dire proprio... Ma la cosa su cui tu giustamente avevi prima puntato, lo stanziamento di bilancio per questo bonus è di 5 milioni di euro per tutta Italia per l'anno 2021, che banalmente 5 milioni diviso 50 euro fanno 100.000 persone che possono ottenere questo bonus. Siamo 60 milioni in Italia, quindi quell'effetto annuncio che poi porterà sicuramente a non poter fruire di questo bonus. Questo esempio è eclatante. 100.000 persone in Italia potranno beneficiare di 50 euro di sconto sull'occhiale. Ma quei 5 milioni non stavano meglio messi sulla cassa integrazione o su un sostegno a una partita IVA che non ha potuto lavorare? No, sì, io mi aggancio a questo, parimenti il bonus TV. Anche lì sono stati messi 50 euro per favorire l'acquisto di un televisore del digitale terrestre, però effettivamente devi avere un ISEE inferiore a 20.000 euro in una famiglia, voglio dire, per tipologia, avere un ISEE, come diceva il direttore, inferiore a 20.000 euro, poi non ne parliamo, 10.000 euro vuol dire essere veramente in una situazione... Claro, ma lei ha un'altra chicca, il bonus connettività. Allora, il bonus connettività prevede con un ISEE non superiore ai 20.000 euro un incentivo di 100 euro per ottenere uno sconto sull'abbonamento internet. Ovviamente ne può usufruire un solo componente del nucleo familiare. Questo è bene e deve avere oltretutto lo SPID e non deve, ad esempio, avere già sottoscritto un abbonamento di telefonia mobile, ad esempio, perché altrimenti si invalida. Quindi sappiamo che ci sono tutti questi aspetti che devono essere tenuti in considerazione. Ma quello che più ci fa specie e che qui... No, ma ci fa sorridere. Lo so, ci fa sorridere, ma dobbiamo, diciamo così, evidenziare all'utente, coloro che non hanno la copertura Viocavo, in questo momento questo bonus connettività non lo possono utilizzare. E secondo noi è un grosso e un grave limite. Secondo me questo bonus connettività avrà scarsissimo successo. Abbiamo sorriso in precedenza, Camillotti, torniamo seri perché lei ha fatto un accenno al vero tema che vogliamo affrontare, che volevamo affrontare in questa trasmissione. Tanti frammenti, tante briciole, lasciamo per un attimo da parte il super bonus al 110%, forse tante illusioni, sicuramente tanta burocrazia, tante difficoltà. Io non ho visto una visione. Lei ha detto non era meglio allocare queste risorse in maniera diversa. C'era un'altra possibilità, c'erano altre possibilità. Ma sì, sicuramente devo dire che fare una critica a queste norme che poi portano inevitabilmente a dei sussidi alle fasce più deboli della popolazione espone ad altrettanti rischi di critica, no? Perché evidentemente sono state fatte per aiutare chi è maggiormente in difficoltà. Però questo strumento del dare a tutti a pioggia, anche con gli strumenti anti-Covid, ha fatto sì che poi nessuno
riuscisse a sopravvivere o pochi riuscissero a sopravvivere. Quello che serve è dare un indirizzo, quello serve è dare degli strumenti ai cittadini affinché capiscano che grazie alla leva fiscale possono rimettere in moto i consumi interni di questo Paese. Gli strumenti ci sono e sono già stati conosciuti, quello delle ristrutturazioni edilizie del mondo casa è ormai un esempio da 15 anni sul fatto della virtuosità di questo meccanismo, che probabilmente per lo Stato gira a zero in termini di detrazione che consente e di IVA o maggiori imposti che incassa dall'altra parte. Ma se gira a zero è già importante perché gira. Quindi il meccanismo è quello di mettere perché torniamo sempre all'annoso problema, dobbiamo far emergere ciò che non è, ciò che sta sotto traccia. Per far emergere ciò che sta sotto traccia, l'unico elemento di sicura presa è mettere in contrasto gli interessi fra chi deve ottenere un documento fiscale e chi lo deve emettere. Mettere in contrasto significa che dobbiamo avere, io che emetto lo strumento, che emetto la fattura e io che ricevo la fattura, dobbiamo avere due interessi contrapposti. Se noi abbiamo due interessi contrapposti, allora non riusciamo a metterci d'accordo e quindi lo strumento emerge. Quindi bisognerebbe avere una politica fiscale che punta a questo. È chiaro che poi la coperta è molto corta, è chiaro che introdurre nuove politiche espone a problemi di gettito e non è proprio questo il momento in cui il problema di gettito deve sommarsi ai problemi che già conosciamo. Prego. Per quanto ci riguarda, nel ruolo, nella veste di consumatori, sicuramente è un segnale, è un inizio, ma il cashback e la lotteria degli scontrini potrebbero far sorridere ancora molte persone, però vi possiamo assicurare che molti cittadini ci dicono che trovano ancora resistenze. Se 8 milioni, dottor Camillotti, oltre 8 milioni di italiani si sono registrati e hanno fatto le operazioni e stanno ottenendo quei 300 euro, sicuramente il segnale e, diciamo, e l'indirizzo c'è su quel fronte lì, ecco, mi permetto di dire. Però... Senz'altro, però, per come è stato costruito, è di nuovo una vendita di fumo rispetto alla reale consistenza. Certamente, perché io non posso, chiudo, giuro, sono rapidissimo, ma perché il cashback funziona se io vado al supermercato a fare la spesa? Che da che mondo è mondo il supermercato fa sempre lo scontrino e che da che mondo è mondo non è neanche più obbligato a emettere lo scontrino perché ha i corrispettivi telematici da un momento. Escludimi quella spesa e favoriscimi la spesa dal fruttivendolo sotto casa, perché così hai l'effetto moltiplicativo. Cioè è stato proprio sbagliato in pieno. È vero che ha un effetto psicologico, ma ha l'effetto perché siamo italiani e giocatori, perché siamo un popolo di giocatori del lotto, di queste lotterie, è una indole psicologica che abbiamo. Sì. Dobbiamo fermarci, Scusate, mi sono infervorato su con queste cose, ma... la passione del dottor Camillotti è nota, quindi anche su materie così apparentemente aride. Quindi non bocciamo i bonus, no. Bocciamo le illusioni che a volte i bonus hanno creato, più di qualche volta. Diciamo che sicuramente i bonus, alcuni bonus, possono essere lo strumento per incrementare, per far crescere la domanda interna, ma aggiungiamo che la vera spinta alla domanda interna è la razionalizzazione del sistema e soprattutto un sistema fiscale dove la contrapposizione degli interessi fa emergere il sommerso e dà una vera spinta corretta, trasparente ai consumi. Ringraziamo il dottor Camillotti, ringraziamo il presidente Englaro e appuntamento alla prossima puntata di Economai FVG. Questa trasmissione è stata offerta da Degano,